Signora, ci racconta che cosa è accaduto quel giorno? Mi è arrivata la telefonata dicendomi che mio figlio, che lavora a Fiume Veneto, aveva avuto un gravissimo incidente. Mio marito era seduto nel divano, lo chiamo e gli ho detto: Bertino, vieni, che William ha avuto un grave incidente, non parla e bisognava andare a vedere. Questo signore che la chiama, no? Le dice di essere un avvocato. L'avvocato dell'assicurazione, però io ho detto che non aveva pagato, ecco, mi ricordo questo particolare, che non aveva pagato l'assicurazione. Gli ho detto a mio marito: prova a fare il numero dei carabinieri, vediamo se ti rispondono, per sapere anche se doveva andare via. Suo marito prova a chiamare i carabinieri e che cosa succede? Dall'altra parte? Risponde carabinieri di Casarsa, però non erano i carabinieri. E le hanno detto appunto che aveva avuto questo incidente. Allora ho detto: prendi la macchina e vai a vedere. Mio marito è partito, 5 minuti dopo mi giro come così e mi vedo uno dietro le spalle. Lui era già lì nei nostri paraggi, in pratica. È venuto dentro, mi ha chiesto mi dia subito l'oro, quello che ha potuto, soldi che ha e il bancomat. Io come una stupida glieli ho dati, ho dato soldi, ho dato oro. Addirittura mi aveva detto di pesarlo l'oro, che bisognava avere 160 grammi di oro. Io ho fatto tutto questo, proprio come fossi stata in trance, una cosa del genere, ecco. Quando ha realizzato che era stata vittima di una truffa? Questo l'ho realizzato quando questo qua ha preso quello che ha preso ed è uscito, no? E è arrivato a casa mio figlio. Io quando ho visto mio figlio ero fra il frigo e la tavola che abbiamo lì in casa, sono svenuta. Lei è convinta che non capiterà più niente? No, non sono ancora convinta, ma ora quando sono entrata qua stamattina che il comandante lì mi ha detto che li hanno presi, ho visto come una luce diversa nelle stanze.